sono rimbambito e non ho nemmeno iniziato ad uscire in bici con lo zaino, cosa che odio. È il solito discorso di incastri fra lavoro, impegni personali, vita privata, per cercare di uscire in bici il più possibile. Avevo gola di provare le modifiche fatte con Andrea Fusaz, il biomeccanico di CTF Lab, sulla nuova Epic, e quindi ho incastrato un'uscita appunto post lavoro prima di un impegno personale. Zaino il seguito per fermarmi e cambiarmi a fine giro. Si alza sui pedali! Abbiamo preso una salita dal vallone e dovremmo essere in direzione Opacchiaselo o Opacchiasella in italiano. Adesso bisogna essere bravi a non sbagliare svolte, cosa alquanto probabile. Qua c'è il cimitero, ok. Bella quella sensazione quando prendi un sentiero del quale non sei assolutamente sicuro. Non sono assolutamente sicuro, lo confermo. Sentieri fantastici, e dove trovarli? Vado di qua, così non faccio lo stesso pezzo 2 volte. C'era la fregatura. C'era la fregatura. La fregatura era questo dente qua. Quasi mi fermo a mangiare la griglia da questi. Che gola!
Buongiorno, incrocio di traiettoria. No, no, ti lascio strada. Sinistra. Rovi, ai. Rovi, erano tutti rovi. In un altro video pensavo di andare su di qua e invece qua non si va da nessuna parte, si arriva solo dentro questa casa. Oggi proviamo di qua, dopo essermi tolto gli spini dei rovi. Via! Questo non l'ho mai fatto. Non so dove usciamo. Stiamo costeggiando la strada, sì, il vaglione. Così siamo fuori dal casino. Quella lì in salita. Quella lì bella in salita, quella che abbiamo fatto adesso in discesa. Molto bella. Infatti prima ti ho chiesto, vuoi la dura o la facile? La prossima volta facciamo la dura. Stai al centro. Per adesso tutto bene. Andrea mi ha detto di stare attento ovviamente alla parte più delicata, che sono le ginocchia, quindi se ho dolorini o sento qualcosa che non va devo stare attento alle ginocchia, ma ripeto, per ora tutto ok. Abbiamo fatto 25 km con circa 300 di dislivello qua intorno ai laghetti, non si vedono, adesso è un momento un po' fitto. Bene, proviamo a cercare qualche altra salita non troppo difficile, così vediamo come va. Spero che Andrea Fusat non guarderà questo video. Avevo appena detto che andavamo in cerca di salite facili
per vedere come va le bici con le misure nuove. Abbiamo preso questa. Con questo tramonto spettacolare inizia la discesa. Madonna, cioè, chiudi sempre. Bucato. Abbiamo bucato, quindi momento schiuma. Sì. Momento schiuma e zanzare. Madonna, oh. Madonna sul Non pieno. voglio toccarti, ma No. aspetta, mi è messo da aspettarmi anche lei, no? No, ma perdi poco. Via. Non so fare niente con la sinistra. Mandone, Zanzare. ma ti sono massacrate le braccia? Sì. No, ho il pezzetto computer. Te la lasci lì, dopo te me la registriamo. Sì. Via. Elicotteri, Sì. Giro infrasettimanale strano, ritmo alternato, foratura, non buco mai. Evidentemente il cambio di posizione in bici più aggressivo e più aggressivo anche sulla bici. Comunque risolto, gonfia e ripara 3 minuti e via di nuovo. Che sia l'occasione di farla tubeless, boh, vedremo. Comunque giro infrasettimanale comunque soddisfacente, 32 km con 400 metri di dislivello. Adesso casa, pizza,
Pizza? Pizza! Pizza. Meritata! Vuoi chiudere tu il video? Vuoi tenerla? Voglio tenerla io. Vlogger! Vlogger! Vai, chiudilo! Corso di vlogging, capitolo 1, ultimo paragrafo. Come chiudere i video. Quelli bravi li chiudono così. Ciao, al prossimo giro! La vera chiusura del vlog comunque era questa. Posizione crono a 35 all'ora su strada di rientro a casa.